Che lui aveva promesso Il che cognome non sono stato. era il direttore, diciamo. Direttore dell'ACI. Quando che è venuto il dunque di dargli il lavoro, cosa è successo? Ha detto che il medico mandava informazioni dal parroco e dal municipio Di di Marò. E ha detto che le comunità non aveva mai messa, aveva sempre il fazzoletto rosso. Ecco, e che ha detto pertanto non ti si da affidare, non sei affidabile. Ecco, queste delle parole. E mi sono io fuori, e arrivo a te e dice, devo comprare prendere o cosa. E dopo ho pensato a fare 10 km in bicicletta dei rifreddi, certe robe. E mi vado all'estero. Era sono all'ufficio di collocamento, ho detto che c'è posto per l'estero. Sì, Argentina, Belgio e Francia. Ma ho detto, in Argentina è rimasto lontano. Invece in Belgio ho detto, vengo a casa a piedi. E così sono in Belgio, fanno 10 anni in miniera. E sono a casa nel 59. Ma mi racconta la partenza per il Belgio. Partenza del Belgio, figlio mio, montai in treno a Venezia, mi hanno smontato la stazione di Milano, fatto dormire sui camarate basso, no paia, che era di così, di materassi, e a mattina visita, controllo se ti sei perfetto, sano, dopo monta in treno e ti si in Belgio, ti piegare una notte e un giorno per arrivare a Liegi, in Belgio. Va bene? E là sono venuto con un camion coperto e mi ha portato su una miniera che ha deciso loro di quella che è. E ho lavorato su quella miniera 8 anni e mezzo. Che miniera era? Buona fortuna. In italiano buona fortuna. Ma è in lingua locale? Buona fortuna. E il paese esatto qual era? Montagnier. Montagnier con due. Sono nato ragazzo qua, sono nato là. È il paese la città più grossa vicina? Liegi. E La donna Ballona. dopo quanti giorni avevo cominciato a lavorare in miniera, una volta arrivato là? Sono dentro giovedì santo e sono arrivato giovedì santo e sono dentro il venerdì santo, il primo giorno. E ora che è una bella testa di capelli, mettimi il pelo in testa, mi rompia in scatole. E ora ho messo il capello sotto un braccio. E sono a basso e uno mi fa, oh, mettete il capello, dice. E io non italiano perché più che altro era l'80% di italiani che lavoravano. E così mi ho messo il capello in testa e sono avanti. Era il venerdì santo del 1951. 51. E il primo giorno così, non aveva fatto impressione? Niente, come che fosse proprio niente. Nessuna impressione, niente. Quanto fondo? A 600 metri. Ma va a 100, va a 600 la stessa roba. Cambia niente. E allora mi ha messo quel giorno là, uno da Tolmeso e uno da Poia. Ieri i due minatori, mi faceva il manuale naturalmente il primo dì. E mi ha detto il minatore, Piero, te fai patate, e seria terra che ti gnocchi, ti fa roba così. Le patate, mi dico, sì, ti apri il capello, ti metti, ti fa tutto così. Mi ha insegnato come fare queste patate. Dopo vedo uno che viene con una borsotta, che cammina storto, e dico, cazzo, era un bega. E allora dopo arriva quello da Poia, tolse il capello di patate. Ma non mi ha detto niente, sti figli di buon'anima. E caro mio mi sento sparare ping pong pong. E ho fatto una corsa finché ho trovato uno con i cavalli. Non l'ho fatto. E ho detto, cazzo di Dio, sparare, dai, fermati che tu devi mi... non so, 700 metri di corsa. Ma dai, fermati che hai detto che sparare i mine, sotto di sappia dai mine. Così. Quello che lui aveva fatto cosa era allora? Si chiama pomme de terre, patate. E di tutti i piruetti di terra che ti fai il foro, dopo vuoi imparare, ti fai il foro con la macchina, dopo ti metti i cartucci di dinamite e da Dio ti incacchi a terra con bastone, in modo da farcare. E dopo Cioè era proprio blocchi di terra che fermavano la carica allora? La carica di dinamite, no? E allora ti farcai e dopo gli sparavo perché la macchinetta qui come se con calamita, no? E
dava un colpetto così e sparavo, che era da prima, seconda, terza, sparavo. Prima sparavo qui da mezzo, che tirava via un po' di terra, e dopo sparavo qui da parte, perché te facevi fuori da 2 metri. E via da venire via 2 metri di piera, te facevi gaerie. E dopo che a piera là, te ia caricarla con baia, sui carei, e dopo i carei nato. Tutte che ho visto i minieri che montagne di terra, qui è tutta piena da sotto. E fuori le A montagne? giorno si chiamava. A giorno. A giorno. E ora, il primo giorno, l'iniziazione, diciamo, All'iniziazione ho fatto del minatore. 300-400 metri di corso come un bello di peso. Però ha avuto fegato o andare subito giù? Sì, senza nessuna preoccupazione. E per dormire dove andavate? Sono una cantina che era da italiani, che era tipo albergo. Ora chi che la faceva a notte andava su di camere a dormire, chi che faceva il giornaliero andava su un'altra. Ognuno era come si dormia separatamente, perché quello che faceva il giorno di notte dormiva e viceversa no. E te mangiavi su questa camicia, te pagavi, si dignavano i soldi a miniera, invece di dargli i soldi, per esempio, se mi dava franco a mia settimana, se ne tenia 150, ne mangiava, e 850 ti dava la tia, capisci? E te mangiavi e ti vivevi così. Capivo come? Questa è la miniera, dopo sono andato a sposarmi, e nel 52, 26 di gennaio mi avevo sposato. E nel 54, a fine dicembre, sono andato a Boccia, nel 54. E la moglie l'ha portata anche lei su? Prima da San Bughere, sarebbe da Zarman paese preciso. Ma cosa diceva? Tanto che dicesse, la riunione è là perché io gli era contadini. Suo fratello è in Argentina, un anno prima, e mi sono andato in Belgio, e perché in Argentina si massa lunga. La mia casa è piena, mia casa, perché una volta noi eri aerei. In navi stai 30 giorni, 33, allora questo qua cominciava a scuola, Claudio, e mia moglie ha detto, Piero, o che andiamo in Italia o che te restiamo qua, una dei due, e mi detto no, in Italia o a casa, perché forse era meglio che stasera, perché io mi pensione ora, avevo una pensione perché ho cercato, sì, i polmoni gli erano guasti, ho fatto 100.000 visite. Finalmente il dottore che abitava lì, Piero, che guarda che ti si sta perfetto, ti non te la polvere, perché il mino non mai mangia polvere. Dentro in miniera, se ti mangia polvere, è come che ti nasci in fornace di pietra, va bene? Quando mi ha detto il farmacista, perché era i vecchiotti belga, e ho detto, ma cosa è? I polmoni, sai come dire? Ma ho detto, di preciso no, è come un forno di un'asmonica. Se ti respiri polvere, qui si bagna i suoi polmoni, e il polmone che tu adesso fa così. Una volta che le piene di polvere, il polmone che tu resta, e ti fa fatica a respirare. E ora ho detto, come bisogna fare? Di non respirare. E ora con tutta la maschera, mi veniva le maschere, con i suoi bei filtri, e via, e mi metti la maschera quando era polvere. E se no, quando dopo ho fatto minatore per 6 anni, che ero il capo minatore di questa gaeria, noi che facevamo le gaerie. Perché le gaerie fa conto che sia stata come questa qua. Tagliai la taglia di carbone che viene su, e allora te fai fuori. Se è fuori a secco, ti mangi a polvere, e invece bagna con l'acqua, e fuori poi in dentro in camicia bianca, e non tutte le sporcavi. Ma diciamo si è sempre curato all'interno di stare attento alle avvertenze? Sempre attento di non mangiare polvere, di non respirare polvere, sempre. Bagnando quindi? Bagnando? Quando i fuori con l'acqua non ti sporchi, ti bagnerà magari stivali e scarpe, ma non ti mangi polvere, perché l'acqua che va dentro per la canna bagna la polvere. No? Anche nell'esplosione, dicevo? L'esplosione te che hai i tubi che ti mandai dentro aria, e ora te metti su un angolo e ti aspettai che la polvere andasse via e spara. Dopo per caricare la pietra ti giappai il tubo dell'acqua e ti bagnai la pietra che era rotta, no? E ora non ti muoverai mai polvere. E visto i minatori qui che non avevo fittino del cervello, ringraziando Dio mio, sta il farmacista, che posso sempre ringraziarlo, che mi ha detto come... Il farmacista locale? Locale, si mega. Ha detto ti sia un bel trovato da pregare, e ho detto ma scherzi. E ora dobbiamo fare così, e ho fatto sempre quello che mi ha detto. Ma questo rallentava un po' i tempi di produzione forse? No, uguale.
era uguale, fuori con l'aria e fuori polvere, fuori con l'acqua è lo stesso, perché la macchina va sempre attorno, qui la macchina fa attorno il ferro, come si dice, aspetta che mi viene in mente, si chiama perforatrice, e lei ha un ferro lungo con diamanti in testa, con i busi, questo ferro che è un buco che non ha dentro l'aria e non ha dentro, se era l'aria, non ha dentro l'aria, se te metti in testa un aggeggio con l'acqua, veniva fuori, ma non veniva polvere. E dopo te caricai sta piera e come ti ripeto, mi polvere non mai mai. E i turni quanto lunghi erano lì sotto? 8 ore. E sempre sulla stessa miniera è stato lei? Sì, no, 8 anni e mezzo, dopo ho tolto un bar, caffè, e mi sono suonato su un'altra miniera. E dopo ho visto che la vita era particolare, e ho detto per meglio tagliare. Dopo io ero venuto su mio cugnato, uno, e siamo a comprare una moto, usci tutti e due, del 54, una per uomo, io porro fiori a comprare nel 57. E mi ho detto, a Treviso, da Sinistrana, ho fatto un incidente con uno che mi ha attraversato la strada, e ho visto che la morte era tanto facile, e ho detto, mi vendo la moto che non voglio stare, ne ho vedova e anche l'orfano. E così sono tornato in Belgio, e ho venduto la moto per comprare la macchina, e mi sono sempre così in macchina. E ancora tuttora corro. E l'ultimo periodo, diciamo, ha tenuto un'osteria, Sì, un caffè per i minatori o anche per la popolazione normale? Tutti che bevono. Ma la maggior parte era operai italiani? Italiani, polacchi, italiani, spagnoli, perché era di tutte le razze. Soprattutto? Greci, spagnoli e polacchi. E italiani. Oltre ai italiani. Italiani di tutte le regioni? Sì. Partiti da Sicilia e dopo in miniera, per esempio, qui era siciliani da Agrigento, ne era qui da Catania e si chiamava su paesani, così. E come si trovava questi siciliani? Ma mi non lo trovo bene con tutti quanti. Solo che un siciliano a volte ho fatto una questione, perché io dico, portami un carrello, in Veneto, no? E io dico, portami, si chiamava Giuliano. Giuliano mi dice, fammi piacere, portami un altro carrello. E io dico, la tortilla. E vai, buona tomare, io dico. Ecco, ti vieni a giorno che ti faccio lo stesso, e mi aiuta a fare un vaso così. E infatti a giorno mi aspettava. E che sei un guardiano, se ti eri obbligato a farti a doccia tutti i giorni, mi puoi anche fare una roba a me, anche ora. E io dico, piano così uno che ti aspetta. E non mi voglio, che cazzo così, Giuliano? Te l'ho promesso il freddo, ma va a fanculo, vedo poveri. E sotto mi tiene cortello così. Io vado un pugno a mano, uno so il naso. Io ho rotto 2 denti, stavo in naso. E questa è stata l'unica questione che ho fatto. Dopo siete andati più d'accordo forse? Sì. Era un bravo ragazzo, veniva sempre pagato. Ma le condizioni complessive del lavoro, come erano? No, dipende come hai detto, che era un lavoro pesante, dice, perché te caricai 300 quintali di piera sotto 7 ore sì, ore e mezza. Ma avevi i vostri gru, qualcosa? Ah no, Bahia che te lo operai. Badile. Badile, a Bahia Grande. Anche io che era il capo a un certo punto diventava. Come chiami? Mica io, come minatore, che è il primo, il secondo minatore, e manovale. E noi di 3 se caricavamo sui 700 quintali di piera sossio. A Bahia, e dopo se era tocchi grandi, per esempio, per tocchi così, ti caricai con le mani, sto careo. Quando hai fatto i carei ti mandai via dopo che era carico che ti dà. Ma tutto a mano, questo carico, ogni giorno? Quando hai fatto il foro, dipende se era, come se piera dura, il turno ti bastava per forare. Ti devi fare normalmente 12-14 fori, lunghi 2 metri. Se era piera abbastanza fragile, ti sparai e fai tempo a caricare anche un po' di carei. E se no tu andai 6 ore e mezza, 7 per farti fuori. E ora che altro turno che montava dopo di te, caricava per prepararmi per l'altro turno che veniva. Ieri erano 3 turni. E questa è la miniera. Mia miniera posso dire sempre che sta bene, non ho mai avuto problemi. Stasera il mio ruolo di, come si dice, troppa galleria una volta, ma insomma. Sembra che poco. Tu si che te il tubo dell'aria,
Se svegli poi unita cambia e l'aria passata, insomma. E quanto tempo siete stati chiusi? Insomma, una decina di ore, Ah. poco poco. E dopo siete venuti... Chi da una parte di ghiacciato, dopo te si passa sopra e dopo te cominci a caricare, dopo al giorno Dio te caricavi tutta sta piera che veniva su e te facevi ti metti i montanti e ti metti i pai in modo che non venisse solo le altre piere, perché se viene su una piera te restai sicuro, perché capello, tutto che non è capello. Quando è stato chiuso, cosa ha pensato dentro di sé? Niente. L'unico pensiero mio del Marcinelli, quello aveva vinto. Ti ricordi che il Marcinelli? Sì, ed è esploso tutto. Che è esploso tutto. Era l'unica roba che avevo paura è stare qui a un domani che vengo sotto. Se succede una fare del genere, per i secoli, stai morti tutti che tu, tutti gli Ma lì la causa cos'è stata allora? Le cause, due accessori su una miniera, uno respira aria e uno lo tira fuori, uno la spinge basso e l'altro lo tira fuori. E sono dentro un careo su quello che tira dentro l'aria e che c'è di tubi grossi di corrente. I suoi parti di accessori, non sono accessori come qua in Italia, che si chiusi tutte le parti, che del pai e in fianco il legno, che sacche di grisù. E come che careo ha rotto la corrente e ha fatto fiamma, e il grisù ci ha subito fuoco. E quello che tira basso e tutto il turno sparito. Allora, sera, mi passo per davanti a un bar e siamo andati dentro a Marcinelli su la miniera così. E il giorno di io mi sono al direttore e ora che sono lassù il direttore fa Piero, mi ti chiamava per numero, io non marcai i becchi per numero, si sono attaccato, Deve Marcinelli lassù i morti, neanche a parlare, perché? Ma se leva un dente, il dottor mi aveva mostrato il dente sul riso, la pomerata se vuole tirare su i morti, e così non si fa. Ah, perché avevano bisogno di gente che andasse... Gente forte per non tirare su i morti, perché cazzo, gli era a 700 metri, gli morti da 150 fino a tutti i morti, tutto il turno completo, per un turno, una miniera, può partire da 120 metri fino in 1000. E se tutte queste vene di carbone che vanno in questa maniera, e che è riete che la tagliata al mezzo, era il carbone dopo io tiro basso dall'altro lato. Ma in miniera, dico, come ripeto, mi avevo divertito, ho giocato, ho fatto, ho girato il mondo, sono stato in Polonia, sono stato in Parigi, sono stato in Inghilterra, sono stato in Olanda. E come mai in Polonia? Ho girato turistica. Si sciappava bene ora abbastanza? Pensa che su 3 mesi ho comprato usci, 500 falconi qua. Su 3 mesi e pago, ma anche pagamo. Cioè fai una barca bellissima. Adesso proporzione podría dire come 5.000 euro qua in Italia. Poi c'era da pagare l'albergo, il mangiare, il vitto e alloggio? No, mica a casa della miniera pagare affitto. Ero pagato come 10 euro adesso al mese. A poco? Poco. E dopo mangiarmi moglie lo faceva io. E quindi se uno voleva poteva mettersi via un franco? Sì. E io dopo perché ora se venivo a casa? Se stava bene?